Il sindaco di Favara, avvocato Domenico Russello, dai nostri microfoni dichiara il massimo sforzo che la sua amministrazione sta compiendo per risolvere i problemi dei cittadini. Ancora una volta il primo cittadino favarese chiede un impegno concreto agli organi istituzionali superiori. Intanto l'assessore regionale al territorio ed ambiente, Roberto Di Mauro, si è recato presso la stanza del sindaco di Piazza Cavour per incontrare personalmente gli amministratori favaresi. Chiederò l'intervento dello Stato, dice il sindaco. Per Favara, continua, serve un piano speciale. Ma per saperne di più sentiamo direttamente la voce dello stesso sindaco Russello. Il quadro di questa allarmante, ma non allarmistica, è allarmante situazione, ma lo sapevamo prima, lo sanno anche loro. Bene, ho chiesto cosa state facendo voi, che aiuto pensate di poterci dare, che aiuto pensa concretamente di darci la Regione, lo Stato, le istituzioni e gli enti preposti a questi interventi. Vogliamo sentire la vicinanza degli altri, ma non solo a parole, operativamente, con assunzione di responsabilità, dirigendo le operazioni, collaborandoci nell'attività di monitoraggio, stando vicino ai bisognosi. Occorre che ci sia un risveglio generale, invece io ho visto nei primi giorni un atteggiamento di contrasto, di accuse molto grave, superficiale nei nostri confronti. Sto notando invece che adesso c'è una sorta di ritirare i remi sulla barca, di lasciare questa nave in balia del vento e della tempesta. Su questa barca ci siamo noi con la nostra gente, con i nostri cittadini, con i nostri bisognosi. O ci si viene realmente in soccorso, oppure credo che sia arrivato il momento di assumere atteggiamenti eclatanti e più vistosi, perché veramente non ce la sentiamo, quei pochi che stiamo cercando di sobbarcarci un peso straordinario e notevole, di andare avanti in queste condizioni. Però, come vedete, io vi ringrazio perché anche voi, come tanta stampa, state dando voce a questa mia invocazione di aiuto, di intervento, però devo dire che solo in pochi rispondono, molti continuano a girare la faccia e la testa dall'altro lato, fanno finta di non sentire, di non vedere, e questo è gravissimo. Poi accusano noi di non assumere le iniziative, di non prenderci le responsabilità. Assessore, da più parti si lamenta un vuoto legislativo in materia di urbanistica. Che cosa la Giunta regionale ha intenzione di fare? Noi stiamo portando avanti questo disegno sulla casa che sarà all'ordine del giorno mercoledì, ma è un disegno di legge sulla casa che ha come punto di riferimento rigoroso l'accordo della conferenza Stato-Regione che prevede l'ampliamento per le case esistenti che ne abbiano condizioni di sismicità per massimo il 20%, mi riferisco quando parlo di case con età edilizia 1 bifamiliare, oppure la demolizione e la ricostruzione. In termini poi seccamente, voglio usare il termine urbanistici, noi abbiamo una legge vecchia che è la 71 del 78, abbiamo già uno studio fatto, anche se da pochi giorni mi sono insediato, quindi abbiamo già una bozza del disegno di legge, la stiamo affinando consultando anche urbanisti, consultando anche le associazioni che con l'urbanistica hanno a che fare, mi riferisco non solo all'associazione ambientalista, ma comunque anche a coloro che hanno la caratteristica di ordine professionale, che possono dare quei supporti e quell'esperienza che può consentire a una regione siciliana che ha una legge ormai obsoleta, che è la 71 del 78, che per quel tempo importante, oggi abbiamo la necessità tutti quanti di un'urbanistica che porti produttività al territorio, che veda il comune come punto di sviluppo e di investimento, quindi una capacità di rendere produttivo l'edilizia al nostro territorio.